Amici appassionati di futsal, buon pomeriggio. Le immagini vi giungono in diretta dal Palazzetto dello Sport Giuseppe Paternesi di Foligno. È la quinta giornata del campionato di Serie A femminile di calcio a 5 e si affrontano l'Atletico Foligno e la Lazio Global Calcio a 5. Dirigono l'incontro il signor Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia e il signor Barillà della sezione di Cinisello Balsamo, coadiuvati al tavolo del crono dal signor Mattia Landi di Prato. Diamo lettura delle formazioni partendo dalla Lazio di mister Daniele Chilelli, con il numero 1 Luzzi, 2 Pantano, 3 Colucci, 4 Conticelli, 5 Siclari, 6 Barca, 7 Pasqual, 13 Iochisalo, 22 Pepe, 24 Coratella, 26 Vadalà, 77 Vanessa Pereira. Dall'altra parte l'Atletico Foligno di Luigi Battistone ha scelto con il numero 2 Cecconi, 6 Narcisi, 7 Ferroni, 8 Magnini, 9 Sulpizzi, 11 Zelli, 10 Corboli, 21 Nayara Dos Santos, 22 Baldassarri, 77 Pezzolla, 92 Fortunati e 99 Proietti. Cambio dell'ultimo momento per Luigi Battistone, non ce l'ha fatta dopo la rifinitura. Castagnoli è stata sostituita da Corboli. I quintetti che ci sono stati comunicati: Daniele Chilelli partirà con il numero 22 Pepe, Marianna Pepe in porta. Davanti a lei saranno schierate con il numero 5 Valentina Sicleri, con il numero 6 Cecilia Barca, con il numero 7 Corinne Pasquale e con il numero 13 Emilia Iochisalo. Luigi Battistone avrà Arianna Proietti in porta, davanti con il numero 6 Elisa Narcisi, con il numero 21 Nayara Dos Santos, con il numero 11 Zelli, con il numero 22 Baldassarri. Scattate le ultime foto di rito, siamo pronti. Una vittoria e 3 sconfitte per l'Atletico Foligno, mentre la Lazio, ancora imbattuta, ha disputato solo 3 partite, avendo osservato il turno di riposo nella quarta giornata. Una vittoria e 2 pareggi. Pesantissimo il pareggio conquistato dalla squadra di Daniele Chilelli in casa contro il Bitonto, squadra contro la quale invece l'Atletico Foligno ha rimediato un pesantissimo 1-11 nell'ultima uscita al Palazzetto dello Sport di Giovinazzo. E a proposito di turno di riposo, la prossima settimana saranno proprio le bianco-blu, oggi padrone di casa, a rispettare il loro turno di sosta. Pronti a partire in perfetto orario. La prima manovra è dell'Atletico Foligno, sulla palla c'è Scalcia Pezzolla. Pezzolla in campo e non Baldassarri. Cambio di Luigi Battistone. Iochisalo. La buona palla per Pasqual. L'anticipo di Nayara Dos Santos. Rimessa laterale per la Lazio all'altezza della metà campo, sotto la nostra postazione. Recupera la sfera Cecilia Barca. Barca si appoggia su Iochisalo. Siclari, il taglio di Siclari, ottimo! Il tiro, la palla non è entrata, incredibile. Subito una grande occasione per la Lazio. Una gran palla di Siclari e se l'è cavata in qualche modo Proietti con l'aiuto della traversa. Avvio sfortunato della Lazio, o se preferite fortunato per l'Atletico Foligno. Subito un brivido in avvio di match. Pezzolla si trascina la palla sul fondo.
da Siclari a Barca. Barca si appoggia su Iochisalo, guadagna metri la Lazio e poi c'è l'intervento di Zelli a spezzare l'azione delle biancocelesti. Rimessa laterale davanti alla panchina di Luigi Battistone, se ne occupa Valentina Siclari. Siclari, Iochisalo, attenzione, la palla arriva in area, ottima uscita di Proietti e poi c'è il lancio lungo per Narcisi, Narcisi e Barca ci mette una mano. Avvio a tutto gas di questa partita la risposta dell'Atletico Foligno, una buona palla per Narcisi che non l'ha mollata. Adesso la palla scorre troppo lunga per Emilia Iochisalo. Proietti e Pepe subito impegnate, scivolata di Siclari, alimenta l'azione Narcisi, vince il rimpallo Narcisi 3 contro 2, Narcisi non riesce a toccare, attenzione adesso alla ripartenza della Lazio, Pasquale perde forse un attimo, non ha forzato la transizione Corinne Pasquale e forse avrebbe dovuto farlo, ha permesso il recupero e scivolata di Narcisi. Partita iniziata a ritmi furibondi, 2 minuti, ci sono state già 2 grandi occasioni, soprattutto quella della Lazio. Adesso la palla arriva a Iochisalo, la intercetta Pezzolla, scusate era Zelli. Rimessa, Barca, Siclari, Siclari attaccata da Pezzolla, attenzione. Iochisalo ancora per Siclari, Naiara pressa Pasquale, la costringe praticamente all'errore. La stessa Naiara si occupa di questa rimessa da Pezzolla a Narcisi. Narcisi si appoggia su Proietti, Proietti controlla con la suola e poi lancia di piede lungo, una buona palla per Naiara che cerca di colpirla di testa. Non ci arriva la italo-brasiliana e si riparte dalla Lazio. Siclari, Iochisalo, Iochisalo scambia con Barca, ancora Iochisalo, la tiene in campo Pasquale, ancora Siclari, Siclari gioca la palla di prima, la ripulisce ancora molto bene Iochisalo, Barca, Barca attaccata da Pezzolla che sporca il possesso, rimessa laterale per la Lazio quando se ne sta per andare il terzo minuto di questo primo tempo. 0-0 al Pala Paternesi. Da Barca a Iochisalo scambiano le due, rimpallo, attenzione a Narcisi su questo rimbalzo, poi perde la palla a Narcisi, riparte Iochisalo. Siclari, Siclari non si intende con le sue compagne. Rimessa Atletico Foligno sulla palla Pezzolla, Naiara dos Santos, Proietti, Proietti avanza di qualche metro, poi si appoggia su Zelli, Zelli anticipata da Barca, la rimessa è dell'Atletico Foligno, anzi no, è della Lazio. Cambio nella Lazio, entra in campo Vanessa, Vanessa viene subito cercata, anzi no, la palla viene persa. La rimessa è per Naiara dos Santos. Narcisi, Narcisi per Pezzolla, Pezzolla lancia lungo Pezzolla a cercare Zelli, Zelli la domestica, si riparte da Pezzolla, scambia con Naiara, Zelli e poi di prima alla cieca scommette su un taglio di Narcisi, Naiara, palla persa. E ancora cambi per Chilelli. Entrati in campo Carola Colucci. Siclari. Riceve subito la palla Colucci in posizione da pivot. Viene intercettata la palla da Baldassarri. In campo anche Baldassarri.
Baldassarri accelera l'operazione di rimessa. Naiara, Baldassarri, perde la palla Baldassarri, arriva Barca, Barca sul primo palo, il secondo palo e Colucci. Lazio in vantaggio a 4-13. Palla persa dall'Atletico Foligno. Transizione forzata da Barca che trova Colucci sul secondo palo. Ma il più lo ha fatto assolutamente Cecilia Barca. Ancora una palla persa dall'Atletico Foligno. Colucci contro Narcisi, c'è il fallo di Narcisi. Torna in campo Pasquale. Chilelli evidentemente ha uno schema per questa palla da fermo. Sulla palla Vanessa. Vanessa calcia in porta. E palla al lato. E torna in campo Colucci. Pezzolla. Pezzolla, palla intercettata. Colucci. Colucci per Barca. Adesso aggressione a tutto campo dell'Atletico Foligno. Poi Sigla riprova la gran giocata per controllare con il tacco. E poi lascia di nuovo il campo a Conticelli. Chiama il pressing a tutto campo anche Daniele Chilelli. Prova a uscire l'Atletico Foligno sul lungolinea. Palla recuperata dalla Lazio. Vanessa prova a cercare Colucci. L'anticipo da parte di Naiara. Poi Colucci si riappropria del possesso. Conticelli attaccata da Pezzolla. Ancora la Lazio. Palla deviata. Rimessa laterale per le biancocelesti. Sulla tre quarti campo offensiva. Dentro sul Pizzi, fuori Narcisi. Lo scambio, Pereira cerca il taglio, l'imbucata, poi la palla arriva dall'altra parte su Conticelli, spalla alla porta, Conticelli prova a difendere, perde la palla la Lazio. Attenzione, arriva Pezzolla di gran carriera, calcia Pezzolla in superiorità numerica, 5-17. Buona opportunità per l'Atletico Foligno, con Pezzolla che ha preferito calciare in porta. Vanessa. Da Barca ancora a Vanessa. Vanessa sul lungolinea per Colucci. Colucci spalla alla porta, attaccata da Naiara. Perde la palla sull'aggressione della numero 21 dell'Atletico Foligno. Possesso Atletico, Proietti con i piedi, lancia lungo, ma Pezzolla aveva fatto un altro movimento e la palla si perde praticamente in rimessa laterale da Vanessa a Barca. Adesso è uscita Barca, è tornato in campo Siglari. Conticelli, Siglari. Vanessa subito di prima. Proietti chiama la palla e poi la perde. E poi la spazza via. Controllo un po' problematico adesso di Conticelli. Recupera. E palla da Vanessa a Siglari. Vanessa ancora di prima a servire Colucci, spalla alla porta, difende la palla e poi c'è il fallo di Baldassarri su Vanessa. Ancora una volta un calcio da fermo dalla tre quarti e ancora una volta Chilelli mette in campo una sorta di special team per questa
palla da fermo. Sulla palla questa volta Emilia Iochisalo. Due in barriera per Proietti. Fischiato l'arbitro. Vanessa, la palla torna a Iochisalo, due deviazioni e sarà calcio d'angolo per la Lazio. Palla troppo lunga questa di Siclari. Adesso un po' di respiro anche per Nayara Dos Santos. Narcisi sul Pizzi, brutta palla e calcia Vanessa, che chiede a gran voce una deviazione che non è stata ravvisata dalla coppia arbitrale. Si riparte dal fondo. Baldassarri per Narcisi attaccata da Iochisalo, poi mette questa palla lunga, si batte Zelli con Siclari. Con tutta la sua esperienza Siclari rimedia questo fallo di fondo e poi eccola qua in impostazione da Conticelli, ancora per Siclari. Vanessa, ancora Siclari, possesso Lazio, adesso attaccata Conticelli e poi Vanessa lancia questa palla lunga, rimpallo tra Proietti e Colucci. Rimessa Lazio, rimessa Atletico Foligno. Proietti con le mani, la tiene giù Zelli, spalle alla porta. Narcisi sul Pizzi, perde la palla sul Pizzi, attenzione sul secondo palo e questa volta l'hanno gestita male le ragazze della Lazio. Attenzione, Narcisi di gran carriera, di punta, e c'è stata, no, non c'è stata la deviazione di Siclari. Ancora un'opportunità per la Lazio in superiorità numerica, un po' come nell'azione del gol, un pochino più difficile. Adesso Vanessa se ne va sul Pizzi, poi recupera in qualche modo Narcisi che rallenta l'azione. Siclari, Vanessa, ancora la palla per Siclari, la finta di Siclari e poi Vanessa calcia alto. Ottavo minuto. (1-0) Lazio. Chilelli a gran voce chiama il pressing. Conticelli su Narcisi gestisce il possesso però non riesce a girarsi. Adesso Narcisi di tacco, bene per Zelli per un attimo incespica, poi ancora Zelli si trova lì, poi si gira e riparte Zelli spalla contro spalla. Fortunati entrati in campo. Narcisi, buona palla di Narcisi per Zelli, troppo lunga. Pepe controlla. Uno contro uno di Iochisalo se ne va poi sulla destra, ci mette un po' il fisico Pezzolla, nessun fallo. Zelli, il destro di Zelli e Siclari saltando di testa trae in inganno Narcisi. Pepe su Vanessa, spalle alla porta su Colucci fa sportellate con Zelli, poi c'è il taglio di Vanessa intercettato da Fortunati. Rimessa laterale in zona difensiva per le biancocelesti. Sulla palla Vanessa, Iochisalo, Siclari, ancora Vanessa, se ne va Fortunati
e poi il gran taglio di Vanessa per Iochisalo, secondo palo Proietti, attenzione, riparte l'Atletico Foligno 2 contro 2, perde un attimo di tempo l'Atletico Foligno. Fortunati, adesso azione ragionata dell'Atletico, ma è rimasta a terra crediamo Colucci. Sull'azione precedente, con il taglio sul secondo palo che è stato intercettato in qualche modo da Proietti. C'è bisogno dell'intervento della Barella per Carola Colucci. Onestamente sulla ripartenza dell'Atletico Foligno non ci siamo resi conto di che cosa sia successo, se la ragazza con il numero 3 si sia fatta male da sola oppure se ci sia stato un contatto fortuito con una giocatrice dell'Atletico. Fatto sta che l'Atletico ha buttato la palla in fallo laterale per permettere i soccorsi e adesso vediamo Vanessa che sta per restituire la palla e la fa scorrere sul fondo. Rimessa laterale per l'Atletico Foligno davanti alla panchina delle bianco-blu. Naiara di prima a cercare Fortunati, Fortunati si gira e poi non riesce a trovare sul secondo palo e poi spende un fallo di ammonizione su Siglari che stava ripartendo. (9:41 di questo primo tempo). Ammonita Claudia Fortunati. Sulla lunetta di metà campo praticamente, sulla palla Siglari. Iochisalo 1 contro 1, prova la puntata in mezzo, riparte Narcisi, Narcisi si ferma per un attimo, poi alimenta l'azione Zelli prova ad andarsene. Ottimo intervento da parte di Vanessa e rimessa laterale per l'Atletico Foligno sulla palla Naiara. Naiara ai limiti dei 4 secondi, poi è costretta la squadra padrona di casa a rifugiarsi da Proietti. Proietti lancia lungo, troppo lungo per Zelli. Vanessa, Siglari, Iochisalo, di prima ancora Vanessa per Pasqual e Naiara, un po' di scintille ma tutto ok. Naiara dos Santos per Zelli prova a cercare Fortunati, il rimpallo favorisce Siglari e poi si riparte per la Lazio da Iochisalo ancora per Siglari. Vanessa gestisce il possesso, poi col suo sinistro a cercare Siglari arriva di gran carriera e poi la lascia a Zelli a Proietti. Naiara dos Santos, Zelli, Narcisi ancora in posizione scomoda e rimedia tutto quello che può, ovvero sia una rimessa laterale per la sua squadra. Se ne occupa Sharon Zelli. Esce Fortunati e torna in campo Pezzolla
anticipata da Siclari, il colpo di testa ancora di Zelli. Zelli prova ad andarsene a Pasqual, ancora Zelli però viene raddoppiata, Zelli se ne va, Zelli palla in mezzo e Siclari esce libero vecchio stampo. E concede solo una rimessa laterale. Dopo questa bella azione esce Zelli e torna in campo Jennifer Baldassarri. Dall'angolo Naiara, palla in mezzo, carambola su Narcisi e Pepe compie un intervento assolutamente buono e salva le sue dal pareggio. Poi Naiara calcia forte dall'angolo, adesso Narcisi intercetta questa palla, ripulisce il possesso la Lazio, poi lancia lungo Siclari su Pasqual, ma la spagnola viene anticipata da Proietti a Narcisi, ancora Narcisi costretta a gestire questo possesso, Narcisi non riesce a venirne fuori e poi rimedia un fallo in zona difensiva. È il primo fallo commesso dalla Lazio, mentre sono 3 quelli dell'Atletico Foligno. Da Baldassarri ancora a Naiara Siclari, nuovo possesso Lazio, Barca, Siclari, Jokisalo, da Siclari ancora Barca sul lungolinea per Pasquale, di prima arriva Jokisalo al rimorchio, grande intervento da parte di Pezzolla, poi Narcisi punta alla porta, gran taglio di Narcisi, Baldassarri spreca e non rifinisce bene l'azione, mentre è rimasta ancora una volta a terra una giocatrice della Lazio e questa volta era Emilia Jokisalo. Questa volta però l'Atletico Foligno non si è reso conto che l'azione era in superiorità numerica. Era partita a tutto gas Narcisi, Baldassarri ha sprecato, si rialza senza problemi Emilia Jokisalo e si riparte. 7:40 da giocare in questo primo tempo, 1-0 per la Lazio, ma partita molto viva ed emozionante. Adesso Pezzolla alla caccia della palla, di prima Siclari a cercare Pasqual, ma palla troppo lunga. Adesso Proietti, Pezzolla, Narcisi, fallo su Pezzolla da parte di Jokisalo. Entrata un po' in ritardo da parte di Emilia Jokisalo, che viene redarguita dall'arbitro solo verbalmente. Della serie alla prossima sarà cartellino giallo. Proietti lancia lungo, cerca di sfiorare Naiara dos Santos, gli arbitri sono un attimo indecisi e poi sarà calcio d'angolo per l'Atletico Foligno. L'arbitro più vicino era coperto da alcune giocatrici e ha scelto l'arbitro davanti alle panchine. Palla forte di Baldassarri, attenzione, riparte la Lazio, Siclari sulla linea della palla, ci si mette Pezzolla e poi Pezzolla cerca di recuperare il possesso, torna indietro Pezzolla, la palla resta in campo, sì, la ripulisce Valentina Siclari. Jokisalo, Siclari, Jokisalo per nessuno, palla arriva docile nelle mani di Proietti che poi va a cercare Pezzolla per Naiara, di prima Naiara, palla troppo lunga,
per Baldassarri. Adesso Siclari lascia il campo a Vanessa, e è proprio Vanessa che gestisce questa azione della Lazio. Vanessa subito in profondità per Pasqual, recupera la palla l'Atletico Foligno, da Baldassarri per Naiara Dos Santos, Pezzolla, Naiara, Narcisi, attenzione Naiara di prima di sinistro, bene, Pezzolla si allunga per un attimo la palla, l'anticipo di Barca e time out chiesto dalla panchina dell'Atletico Foligno quando mancano 6:04 alla fine di questo primo tempo, vantaggio Lazio 1-0. Decide il gol di Colucci a 4:13. Rientrano in campo le due squadre, dicevamo 6:04 da giocare in questo primo tempo. Possesso chiaramente per l'Atletico Foligno, e sulla palla capitano Elisa Narcisi, Dos Santos, Pezzolla, Narcisi, questa volta è un blocco irregolare quello commesso da Colucci, e in un amen anche la Lazio raggiunge i 3 falli. Sulla palla Narcisi, Pezzolla a cercare Zelli, recupera la palla la Lazio, la gestisce Capitan Barca. Vanessa trova Iochisalo tra le linee e poi si riparte questa palla in profondità per Colucci, l'anticipo di Narcisi, se ne va Narcisi, prova a calciare di punta, esce molto bene Barca nella sfida fra capitani e numeri 6. Naiara Dos Santos sulla palla, mentre prima che venisse battuto, contatti ritenuti non leciti dalla coppia arbitrale. Si parte da Naiara Dos Santos, è una sorta di cross troppo lunga per Narcisi. Iochisalo dalla rimessa laterale, palla lunga per Colucci che fa sportellate con Naiara Dos Santos. Il colpo di testa da parte di Vanessa, poi calcia Colucci sulla scivolata di Naiara Dos Santos. Rimessa laterale in zona difensiva, sulla palla Vanessa Pereira. Vanessa si appoggia su Barca, calcia e di piede Proietti copre il primo palo. E se la cava.
ancora Vanessa subisce l'intercetto di Narcisi e poi riparte Zelli per Pezzolla, palla un pochino lunga e controllo problematico di Pezzolla. Ha sprecato una buona ripartenza l'Atletico Foligno. Rimessa laterale per la Lazio, viene servita Barca alla cieca e poi allarga le mani il capitano della Lazio, come a dire: questa cosa l'avevamo provata. Palla persa dalle biancocelesti. Proietti di piede, guadagna qualche metro, poi col sinistro, buona palla per Narcisi che sul controllo la palla resta un po' indietro, poi di testa Baldassarri, così. Grande opportunità per Narcisi. Adesso la palla arriva sul secondo palo, Narcisi non riesce a controllarla e Barca difende la rimessa laterale in zona d'attacco e se ne occuperà Iochisalo. Eccola la numero 13, Iochisalo arriva al volo, la palla resta lì, Colucci non riesce a concretizzare il calcio al volo di Pereira. Grande opportunità per la Lazio. E possiamo dire tranquillamente che la partita è sull'1-0, ma Narcisi sul secondo palo, palla deviata da Vanessa in anticipo su Zelli. Diciamo che le due squadre sotto porta, la Lazio e in fase di rifinitura l'Atletico Foligno, stanno lasciando un po' a desiderare. Sulla palla Pezzolla, attenzione, Pezzolla rischia i 4 secondi, poi la palla arriva a Baldassarri, la palla un po' corta su Proietti di prima e poi la palla arriva a Pepe che la perde per un attimo sull'attacco di Pezzolla e poi Iochisalo se la cava. Quattro e 14. Partita con tanti errori da parte delle due squadre e questo ha contribuito a renderla magari emozionante, ma questo dipende anche dal fatto che le due squadre se le stanno dando di santa ragione a grandi ritmi. Adesso c'è l'intercetto di Narcisi, la palla arriva sul fondo, possesso Lazio, Pasqual, Siclari, Vanessa, Pasqual lancia lungo a cercare Colucci, palla troppo lunga, si riparte da Proietti, Narcisi, Pezzolla per Narcisi, la palla è troppo indietro, la tiene in campo miracolosamente Narcisi, Baldassarri per Pezzolla, questa volta perde la palla l'Atletico Foligno che poi si fa sorprendere alle spalle da Siclari che un po' defilata calcia sull'esterno della rete. Baldassarri, Pezzolla attaccata da Siclari, Pezzolla ne viene fuori, poi lancia lungo per Narcisi, nessun problema per le ragazze di Chilelli, da Vanessa a Pasqual, Siclari di prima e ne viene fuori un gioco di prestigio, la palla arriva a Colucci la difende e poi c'è il fallo da parte di Pezzolla che prende per la maglia Colucci. Gli arbitri giustamente hanno lasciato correre perché
Colucci di forza era riuscita comunque a calciare, poi il vantaggio non si è concretizzato e fallo, cartellino giallo sacrosanto a carico di Maria Grazia Pezzolla. E adesso punizione da posizione a dir poco pericolosa, appannaggio della Lazio. Corboli appena entrata e Pezzolla in barriera per Proietti sulla palla Siclari. Vediamo che cosa si inventerà Siclari. Siclari libera molto bene Vanessa e Proietti alza sopra la traversa. Siclari dall'angolo, la palla arriva ancora a Vanessa, il colpo di testa di Siclari però era già fuori. Rimessa laterale per l'Atletico Foligno da Zelli a Proietti. Proietti ancora per Zelli. Zelli perde il possesso sull'attacco di Colucci e poi sarà rimessa laterale per l'Atletico Foligno. Doppio rimpallo sfavorevole a Colucci. Narcisi prova a cercare lungo Corboli, palla troppo alta per la numero 10 di Battistone. Palla a Marianna Pepe per Pasqual. Da Pasqual a Siclari. Vanessa, attenzione Vanessa, la finta di Vanessa di corpo che crea la superiorità numerica. Poi Vanessa cincischia per un attimo, poi calcia. Deviazione da parte della difesa dell'Atletico Foligno e Vanessa che sembrava aver perso per un attimo l'opportunità di forzare la giocata. E raddoppio della Lazio, il gol di Vanessa. Riparte l'Atletico Foligno. Siclari lascia per Pepe, poi Pepe con le mani, palla molto alta, la colpisce di testa a Zelli e poi il lancio lungo di Proietti per Proietti. Conticelli recupera la palla per un attimo Narcisi e poi ancora Narcisi che perde la palla sull'attacco di Conticelli e poi Narcisi commette fallo. Attenzione, quinto fallo per l'Atletico Foligno. Chiedevano dalla panchina della Lazio l'ammonizione per Narcisi. Evidentemente la trattenuta di maglia è stata considerata fallosa, ma non così tanto da indurre al cartellino. Adesso arriva Vanessa. Siclari sull'attacco di Corboli. Vanessa preferisce appoggiarsi per Pepe. Pepe di prima, la palla arriva direttamente a Proietti. Proietti a trovare Naiara. Colpo di testa in anticipo da parte di Pasqual. Da Naiara a Narcisi troppo indietro per il controllo di Baldassarri. Da Siclari a Conticelli, la palla arriva un'altra volta a Proietti. Proietti lancia lungo per Naiara prova a rincorrere, ma palla persa ancora una volta dall'Atletico Foligno. Siclari, Conticelli attaccata da Corboli
costringe Conticelli a buttare via la palla e comunque la ragazza di Chilelli si tiene il possesso con questa rimessa dal fondo. Pepe, Conticelli, di prima Siclari a cercare Pasquale. Pasquale prova addirittura con il tacco. Rimessa per Proietti. Baldassarri, Dos Santos, Pezzolla, Dos Santos, di prima Baldassarri a cercare Pezzolla, l'anticipo di Siclari, la palla arriva a Pepe, Pepe così e lascia il possesso. Attenzione, la palla a Baldassarri sul secondo palo, c'è l'anticipo della difesa della Lazio. Narcisi calcia, palla alta, nessun problema per Marianna Pepe. Pepe lancia lungo a cercare ancora una volta Pasquale. Pasquale subisce l'anticipo di Narcisi. Narcisi forza la transizione. Narcisi, Baldassarri, Narcisi. Palla un po' lunga per il capitano dell'Atletico Foligno. Vanessa se ne va a Baldassarri e poi la palla arriva a Pasquale, arriva Pezzolla, ma c'è stato il fallo da parte di Naiara. È il sesto fallo commesso dall'Atletico Foligno e la Lazio andrà al tiro libero, mentre Naiara si è beccata anche il cartellino giallo. Il tiro libero se ne occuperà Vanessa. Fischia l'arbitro, parte Vanessa. Vanessa al lato. Vanessa al lato. Ultimi 20 secondi di questo primo tempo. Pezzolla, Narcisi per Naiara. Naiara sul lungolinea per Pezzolla. Pezzolla per Pepe. Perde palla Siclari, però Baldassarri non riesce a ripulire questo recupero. Ancora Pasquale contro Naiara Dos Santos, 3 secondi alla fine. Narcisi calcia in porta, ma palla al lato. Eccola qua la sirena di metà tempo. Le due squadre vanno a riposo sul punteggio di 2-0. Decide il gol di Colucci a 4:13 e il raddoppio di Vanessa con tiro deviato dalla difesa dell'Atletico Foligno a 17:37. A risentirci fra qualche minuto per la ripresa.
Amici appassionati, bentornati al Palazzetto dello Sport di Foligno. Siamo pronti per commentare il secondo tempo della quinta giornata del campionato di Serie A femminile di futsal. Si ripartirà dal risultato che vede le ospiti della Lazio in vantaggio di 2 reti, 2-0 contro le padrone di casa dell'Atletico Foligno. Partita nel primo tempo non bellissima, ma con i ritmi molto alti, dove le due squadre non si sono risparmiate. Sta avendo ragione la Lazio, la squadra di Chilelli ha sfruttato 2 delle diverse occasioni che ha avuto sotto porta. Il gol sul secondo palo di Carola Colucci e poi la sgroppata sulla sinistra di Vanessa Pereira, che ha calciato in porta e ha trovato anche una deviazione della difesa dell'Atletico Foligno. E via che si riparte. Di prima subito Iochisalo a cercare Siclari, palla troppo lunga e primo possesso della ripresa per l'Atletico Foligno, che si ripresenta con Narcisi, Naiara, Zelli e Pezzolla davanti a Proietti. Proprio Pezzolla alimenta questa azione, serve Naiara, il taglio sul secondo palo di Naiara, chiama la palla Pepe sull'uscita di Narcisi. Iniziato forte l'Atletico Foligno, dall'angolo Narcisi, la palla arriva a Pezzolla, non calcia di prima Pezzolla, Zelli, poi da Pezzolla a Narcisi, Narcisi per Zelli, Zelli non riesce a difendere il possesso e perde la palla. Quintetto di Daniele Chilelli davanti a Marianna Pepe, c'è Siclari, Barca, Iochisalo e Pasqual. Diciamo che sono gli stessi quintetti che hanno iniziato l'incontro, anche se nel corso del primo tempo i due tecnici hanno dato ampio spazio alle panchine. Adesso riparte Pezzolla, Pezzolla, la palla arriva a Narcisi, l'anticipo di Iochisalo, passaggio un po' pigro quello di Maria Grazia Pizzolla sulla corsa di Narcisi, e ha favorito il recupero di Iochisalo. Proietti dà uno sguardo in giro, poi prova a servire Pezzolla, l'anticipo di Narcisi, Narcisi per Pezzolla, Pezzolla non forza il passaggio, Zelli scusate, e poi la palla arriva a Pezzolla, calcia Pezzolla da lontano e adesso a piene mani la panchina dell'Atletico Foligno chiama pressing a tutto campo, 1 contro 1. Pepe, l'anticipo di Naiara su Pasqual e si riparte da Proietti, Proietti calcia ancora lungo, Pepe un'uscita così da Pezzolla a Narcisi, Narcisi per Zelli, un pizzico lunga la palla. Rimessa laterale Lazio, da Barca a Iochisalo, Iochisalo non riesce ad andare via e poi si trascina la palla in fallo laterale. La rimessa è per l'Atletico Foligno, sulla palla Maria Grazia Pezzolla, Dos Santos, Pezzolla aggredita da Iochisalo, poi Naiara lascia la palla, lascia scorrere la palla, però Naiara Dos Santos non si è resa conto che l'ultima deviazione era stata di una delle sue compagne e in qualche modo regala questo calcio d'angolo sulla palla Siclari. Siclari per Iochisalo, Iochisalo libera il destro, palla respinta, attenzione, e poi la gestisce così Zelli. Poi c'è una protesta dell'Atletico Foligno, riparte, vince un rimpallo Pezzolla, l'uscita di Barca di Pepe molto bene, poi Narcisi riapre dall'altra parte per nessuno. Molto brava Marianna Pepe in uscita su Pezzolla, dopo un'azione a dir poco rocambolesca. Di prima Siclari col suo sinistro a cercare Pasqual. Diciamo che costrette agli straordinari
le attaccanti delle due squadre. Adesso c'è l'anticipo di Siglari, Pasquale prova a domesticarla, poi la serve per Barca, Barca la controlla, attenzione, adesso c'è l'anticipo di Pezzolla, Pezzolla per Zelli, Zelli la tiene in campo e poi arriva Yoki Salo e la mette in fallo laterale. Nayara Dos Santos, Narcisi, ancora Nayara, Pezzolla anticipata dall'arrivo di Barca. Sarà comunque possesso per l'Atletico Foligno. Palla lunga di Pezzolla per Zelli, Zelli sull'attacco di Yoki Salo, non riesce a gestire la sfera. Proprio Yoki Salo scambia con Barca, Yoki Salo sulla parallela, palla intercettata da Pezzolla, ancora rimessa laterale per le biancocelesti. Di prima Yoki Salo, ma il suo sinistro non va a buon fine. Pezzolla, Narcisi anticipata da Siclari, poi la palla arriva a Pasqual dai 10 metri, il destro di Corinne Pasqual finisce abbondantemente al lato del palo destro difeso da Proietti. Una buona opportunità quella sul destro di Corinne Pasqual, palla al lato. Proietti, Nayara sul lungolinea, Zelli prova a proteggere il possesso, ci riesce, si batte Zelli, poi perde la palla, doppio rimpallo favorevole alla Lazio, poi la palla Barca se l'è allungata per un po' e adesso sembra un crampo per Elisa Narcisi. Mezzo metro troppo lunga questa palla per Cecilia Barca. Narcisi attaccata, Nayara sul pressing di Pasqual. Siclari sulla palla, arriva la palla sul secondo palo, non precisa la palla di Siclari per Pasqual. Adesso è proprio Siclari ad anticipare Nayara Dos Santos. Da Nayara a Narcisi, Pezzolla, Narcisi torna indietro, Baldassarri perde palla, Baldassarri e poi c'è Narcisi in scivolata, Baldassarri si batte, la rimessa però è della Lazio. Sulla palla Pasquale, sulla palla Siclari apre per Yoki Salo, calcia Yoki Salo, palla respinta, poi si gira molto bene Pezzolla, da Nayara a Baldassarri prova ad andarsene, passaggio così di Baldassarri, però la palla resta in campo, Narcisi, la scivolata da parte di Siclari. (3:40) di questa ripresa. Sulla palla Narcisi la lascia scorrere Nayara, ripartenza Lazio da Siclari per Pasqual. Pasqual si lamenta con Siclari perché la palla era un po' lunga. Pezzolla, palla lunga per Narcisi prova a controllarla di forza, Barca, se ne va Barca tu per tu con Proietti. Miracolo Proietti in uscita su Barca. Lazio a un passo dal colpo del KO. Adesso la palla arriva a sinistra per Vanessa su Narcisi difende il possesso, la dà Proietti attaccata da Pasqual.
non riesce. Adesso la palla arriva ancora a Vanessa sul destro. Baldassarri, Naiara, possesso Lazio, momento difficilissimo per l'Atletico Foligno che ha rischiato il colpo del KO e non sta riuscendo a venire fuori. Adesso in campo anche la numero 8 dell'Atletico Foligno, Magnini, mentre va a prendere fiato in panchina Naiara Dos Santos e lascia spazio a Zelli. Narcisi, la palla arriva a Proietti, Proietti cerca lungo Zelli, palla troppo larga, ancora pressing alto chiesto dalla panchina dell'Atletico. Siclari attaccata, difende il possesso, poi la palla di Barca di prima a cercare Colucci, palla sbagliata. Narcisi, Baldassarri, Narcisi e si riparte da Proietti. Proietti attaccata da Siclari, adesso vediamo Baldassarri che esce molto bene, la palla a Magnini, Magnini non trova la linea di passaggio per Zelli, tutta sola dall'altra parte. Baldassarri, Zelli, Zelli per Narcisi, Baldassarri, Baldassarri trova bene Narcisi, Narcisi retrocede e si riparte da Narcisi. Magnini, Narcisi al rimorchio ma non trova spazio l'Atletico Foligno. Adesso Baldassarri, la palla sfila in fallo laterale sull'attacco di Colucci, possesso Lazio. Mentre è tornata in campo anche Sara Conticelli per Chilelli. Eccola qua, Conticelli di prima a cercare Colucci, Colucci addomestica per un po' la palla, poi arriva Narcisi, Magnini, palla corta. Adesso rimessa laterale per la Lazio, la batte velocemente Cecilia Barca e comunque guadagna un calcio d'angolo per la sua squadra. È proprio lei che se ne occupa. Arriva la palla da quest'altra parte, c'è la deviazione provvidenziale da parte di Baldassarri perché stava per liberare il suo sinistro Vanessa. Barca sul secondo palo, troppo lungo per Conticelli. Sulla palla Proietti, Baldassarri, Magnini, Baldassarri di sinistra a cercare Magnini, era buona l'idea ma la palla è uscita un po' troppo lunga. Vanessa sulla palla, lo scambio con Conticelli, la palla arriva ma troppo lunga. Secondo tempo se possibile ancora più ricco di errori, poi qui Proietti rischia, attenzione Vanessa, la palla arriva, poi Proietti respinge sul tiro di Conticelli e riparte l'Atletico Foligno. Zelli per Naiara, Naiara anticipata, ancora Zelli non riesce a trovare spazio, adesso la palla arriva a Baldassarri, 1 contro 1 di Baldassarri, calcia Baldassarri, la palla respinta da Vanessa e poi c'è Colucci porta un po' a spasso la palla e poi la rimessa laterale sarà la sua, non sopportata Colucci. Da Barca, poi la palla
di Conticelli, è troppo lunga per tutti. Adesso c'è Baldassarri che spazza via per evitare problemi. Il sinistro di Siclari, costretta dal pressing di Zelli. La palla non arriva a Naiara sul grande intervento da parte di Vanessa, poi lascia correre Pezzolla, lunga la palla, poi c'è il colpo di testa di Vanessa che era messa dietro a Naiara e sarà calcio d'angolo per l'Atletico Foligno. Eccola qua Naiara, Naiara per Zelli, Naiara calcia, Naiara sul primo palo, attenta Pepe. Adesso perde però la palla la Lazio, c'è il fallo. Presa per la maglia Naiara, questa era un'azione praticamente identica a quella di prima, questa volta gli arbitri hanno lasciato andare il vantaggio. E si riparte dal fallo di fondo. Di prima Siclari sull'attacco di Zelli. Colucci difende palla, arriva il rimorchio Siclari, 3-0 della Lazio, e per una volta la pivot è riuscita a difendere il possesso, è arrivato il rimorchio di Valentina Siclari. Time out chiesto da Battistone per schiarirsi un po' le idee, ma è 3-0 Lazio. Si torna in campo dopo il time out, 7 minuti e 47 secondi se ne sono andati in questo secondo tempo e si rientra in campo dal centro perché la Lazio ha segnato il gol del 3-0. Zelli per Fortunati difende la palla di forza e poi non riesce a toccarla per Pezzolla. Adesso attacca a tutto campo l'Atletico Foligno, Proietti chiama la palla e poi la appoggia per Zelli sul lungolinea per nessuno, rimessa laterale per la Lazio. Il sinistro
Fortunati attaccata da Pasqual, rimessa laterale Atletico Foligno. Nayara Dos Santos, Zelli per Proietti. Proietti prova a cercare Nayara, non riesce il controllo, difficile a Nayara Dos Santos. Vanessa, Siclari gestisce i tempi adesso la Lazio in vantaggio di 3 reti. Rimessa laterale per l'Atletico Foligno. Pezzolla prova a girarsi, poi calcia, Siclari respinge con la testa e poi calcia ancora Pezzolla, poi arriva da quest'altra parte Nayara, la palla in mezzo sotto la nostra postazione. Fortunati per Nayara, un po' di confusione, ne viene fuori Siclari, però contromovimento spettacolare di Vanessa e poi c'è Fortunati che in qualche modo recupera su Vanessa. Esce Zelli e torna in campo Narcisi. Siclari, Narcisi controlla, però la palla è per Vanessa, palla deviata. E la rimessa dal fondo sarà dell'Atletico Foligno. Rimessa laterale. Mentre se ne sta per andare il terzo quarto di questa partita. La palla lanciata lunga di prima per Nayara, imprecisa di Pezzolla. Siclari, Vanessa, ancora Siclari, Vanessa a cercare Pasqual attaccata da Narcisi, Pasqual difende, poi un mezzo blocco da parte di Iochisalo. Siclari per Vanessa, Iochisalo, Siclari, ancora lo scambio tra le due, contatto irregolare sanzionato dagli arbitri e punizione per la Lazio. Primo fallo di questo secondo tempo al minuto 10:00, metà del secondo tempo. Pasqual, bel possesso della Lazio. Iochisalo, Pepe controlla col sinistro, poi si appoggia di destro su Barca, attaccata da Narcisi. Di prima a cercare Pasqual e Nayara. Proietti lancia lungo, l'anticipo da parte di Vanessa, poi ne viene fuori Pezzolla, Narcisi di tacco per Fortunati. Nayara, Narcisi, c'è il fallo adesso di Pasqual su Pezzolla. Esce Pezzolla e torna in campo Baldassarri. (9:15) alla fine, sulla palla Baldassarri calcia, buona esecuzione da parte di Jennifer Baldassarri e Pepe, brava, dall'angolo, poi la palla arriva a Narcisi, la palla resta lì e poi arriva nelle mani di Pepe
e riparte la Lazio. Vanessa, Yokisalo, il taglio di Yokisalo, molto bello e intelligente il taglio di Yokisalo, non c'è stata deviazione. Narcisi, sul lungolino Narcisi evita che la palla esca e poi si appoggia su Baldassarri. Baldassarri di sinistro, trova molto bene Fortunati, alimenta l'azione Naiara. Naiara sul lungolinea, perde palla Naiara, riparte la Lazio, doppio rimpallo e fallo di mano di Vanessa. Mentre vediamo Chilelli che invita alla calma le sue, in particolar modo Pasqual. Sulla palla Narcisi e Baldassarri, punizione. Si è allontanata Narcisi, vediamo se Baldassarri cercherà di calciare anche questa volta. Ecco Baldassarri calcia assolutamente peggio rispetto a prima, quando aveva impegnato severamente Pepe. Eccola qua Marianna Pepe. Conticelli, Barca, palla rimpallata da Naiara. Pepe per Yokisalo, Yokisalo sul lungolinea, colpo di testa di Pasqual. La palla arriva a Proietti, Proietti, Narcisi, Naiara attaccata alle spalle, perde palla Naiara, non c'è fallo e poi sbaglia Yokisalo, un passaggio che poteva mettere Pasqual davanti alla porta. L'anticipo di Proietti, ancora proteste del pubblico. Barca, attenzione, la palla questa volta a Pasquale arriva e poi c'è in qualche modo Naiara. Proietti cerca di trovare Narcisi, Narcisi controlla la palla attaccata da Pasquale, Narcisi la difende, arriva Baldassarri, calcia Baldassarri, murata da Conticelli che concede rimesse laterali in zona d'attacco all'Atletico Foligno. E a 7,50 Battistone si gioca Pezzolla, portiere di movimento. Naiara, Narcisi, difesa a quadrato della Lazio. La palla adesso arriva a Pezzolla, sulla linea praticamente laterale Naiara. Pezzolla avanza, poi mette questa palla interessante per Baldassarri, la palla arriva a Narcisi, Narcisi calcia e poi arriva sul secondo palo il gol di Sciaronzelli e accorcia le distanze il Foligno a 12,46. E immediatamente Daniele Chilelli, la contromossa, portiere di movimento anche per la Lazio per gestire il possesso. E adesso vediamo come si adatterà la difesa dell'Atletico Foligno. Yokisalo, Vanessa, Yokisalo, portiere di movimento come mossa difensiva quella di Daniele Chilelli. La palla arriva a Siclari, attenzione sul secondo palo, prima azione pericolosissima da parte della Lazio. Narcisi, adesso Narcisi prova a sfruttare l'abbrivio. Naiara, pressing a tutto campo della Lazio per evitare il ritorno del portiere dell'Atletico Foligno.
Nayara sbaglia questo passaggio, Nayara calcia Vanessa, la palla viene respinta ancora da Nayara, momento un po' di confusione del match e poi adesso Chilelli chiama il cambio in porta, se la vuole giocare così l'allenatore della Lazio. Siclari in questo modo cerca anche di guadagnare del tempo, Siclari per Iokisalo, Iokisalo, Siclari, Pasqual, Siclari, il possesso, adesso la palla arriva sul secondo palo, la scivolata di Narcisi e si tiene la rimessa laterale Corinne Pasqual, momento molto emozionante del match, esce Baldassarri, ritorna in campo Pezzolla, senza la maglia da portiere, per adattare meglio la difesa. Iokisalo, Siclari, la palla arriva sul secondo palo per Pasqual, Pasqual sulla linea, poi c'è l'angolo per la Lazio, Pasqual sulla palla, Siclari, Iokisalo, 5:45 da giocare, possesso Lazio, Iokisalo, Siclari, Iokisalo, ancora Siclari, Iokisalo, Siclari, adesso gestisce la Lazio, adesso prova l'aggressione a tutto campo l'Atletico Foligno, retrocede la Lazio e perde la palla la squadra biancoceleste. Pezzolla, si crea una superiorità numerica, la palla però è troppo lunga di Pezzolla per Narcisi. E adesso è Battistone che chiede di andare a pressare a tutto campo, con Siclari, il portiere che si mette addirittura in posizione da pivot. E adesso vedremo la qualità del possesso della Lazio che viene fuori bene. Iokisalo, da Vanessa, ancora per Iokisalo, Siclari, Vanessa, la palla arriva a Siclari, ritorna a Vanessa e si torna indietro, 4:50 da giocare e c'è un fallo, il fallo di Pezzolla che era già ammonita e si prende il cartellino rosso. Scusate, era Zelli? Non era stata ammonita Zelli, era stata ammonita Pezzolla, se ricordiamo bene. E adesso vediamo al tavolo del crono, sì, sarà fatta un po' di chiarezza e crediamo che si torni indietro perché l'ammonita era stata Pezzolla, non Zelli. Sicuramente sarà stata fatta un po' di confusione con i numeri, 77-11. Adesso vediamo se gli arbitri riescono a fare chiarezza con il crono. 4:48, momento topico del match, vediamo Battistone con le mani sulla testa. No, Zelli è stata proprio espulsa. Foligno in inferiorità numerica e sotto di 2 gol. Il fallo di Zelli era chiaramente da cartellino giallo. Adesso è da ricostruire se la numero 11 dell'Atletico Foligno era stata già ammonita nel corso del primo tempo. Adesso confabulano gli arbitri, è un momento un po' delicato del match. Zelli fra l'altro è tornato in campo in lacrime, abbracciata da Pasqual.
E meno male abbiamo visto Ilaria Santoni che è andata a stringere la mano a Daniele Chilelli, perché crediamo che sia stato l'intervento dell'allenatore della Lazio a chiarire tutto, perché Zelli se n'era andata, poi gli arbitri sono tornati indietro. Adesso nessuno ci potrà dire che cosa si sono detti, ma sicuramente decisivo è stato l'intervento di Chilelli per chiarire tutto. Possesso della Lazio, si ricomincia a 4:45, sempre Siglari con la maglia da portiere di movimento. Lazio in vantaggio 3-1. Pasqual, Siglari, Vanessa, Iochisalo, Vanessa, Iochisalo, la palla arriva sul secondo palo, Barca, si torna indietro, Vanessa, ancora Vanessa, la palla arriva bene a Barca, Barca prova a metterla in mezzo, di testa Narcisi, attenzione la porta è vuota, Nayara non riesce a trovare il momento per servire il rimorchio delle sue, attenzione però qui Barca, Siglari è rimasta in porta mentre arriva con il portiere di movimento Baldassarri. Narcisi, Lazio costretta a difendere il power play dell'Atletico Foligno con Valentina Siglari in porta. Narcisi, Baldassarri, Zelli, Baldassarri, Narcisi, Pezzolla, la palla arriva a Nayara, Narcisi, adesso la Lazio ha adattato la difesa, la palla arriva a Zelli, Zelli calcia, murata da Vanessa. Il tempo è fondamentale. Rimessa laterale in zona d'attacco per l'Atletico Foligno sulla palla Zelli, calcia, palla deviata, calcio di rigore per l'Atletico Foligno con la palla che è carambolata sulla mano di Emilia Iochisalo. A 16:26, calcio di rigore per l'Atletico Foligno. E tanto per non farsi mancare nulla, in porta per la Lazio va Ludovica Luzzi, che evidentemente Chilelli riterrà migliore per affrontare il calcio di rigore dell'Atletico Foligno. Sulla palla Maria Grazia Pezzolla, Pezzolla contro Luzzi, parte Pezzolla, calcia Pezzolla, e l'Atletico Foligno accorcia ancora con il rigore segnato con grande freddezza da Maria Grazia Pezzolla. E adesso 3 minuti e 32 da vivere senza respiro. E time out che viene chiesto da Chilelli. Si rientra dal time out, come prima
palla al centro perché si rientra dopo un gol, è il gol del 2-3 dell'Atletico Foligno, lo ha segnato Maria Grazia Pezzolla sul rigore. E adesso vediamo un po' come se la caverà la Lazio. Narcisi tiene giù la palla, poi viene attaccata da Yokisalo. Nayara, fallo adesso di Colucci su Nayara, quarto fallo commesso dalla squadra di Chilelli e se la gioca ancora con il portiere di movimento. Narcisi, Baldassarri, Zelli, Baldassarri, Narcisi, troppo stretto il passaggio di Narcisi per Pezzolla, attenzione, non è tornato il portiere, calcia Yokisalo, palla al lato. Narcisi adesso deve provare a venire fuori, palla troppo lunga per Zelli e Baldassarri esce. 2,55. Sulla palla Barca, si appoggia su Pepe di piede a cercare Colucci fa sportellate e subisce l'anticipo di Nayara dos Santos. Rimessa laterale è per la Lazio, se ne occupa Siclari. Barca, Yokisalo, Colucci riesce a tenere la palla in campo sull'attacco di Nayara e poi ripulisce anche la palla. Siclari, Colucci, Barca, Siclari di prima per Yokisalo, molto bene, e la rimessa laterale sull'attacco di Zelli. Poi la palla arriva a Yokisalo, Proietti la dà a Zelli per Narcisi cerca di gestire il possesso palla per far rientrare il portiere, ma non entra il portiere. Pezzolla, Nayara, questo cucchiaino per nessuno, poi Narcisi arriva a disturbare Pepe. Pepe lancia lungo, Colucci questa volta non riesce a controllare, adesso se la rischia tutto per tutto e poi 4 secondi vengono fischiati all'Atletico Foligno. Controrimessa e rimessa per la Lazio in zona d'attacco a 1 minuto e 57 dalla fine. Siclari, palla sbagliata da Siclari, palla troppo larga sulla palla Nayara, il contrasto di Barca su Pezzolla. Nayara adesso difende la Lazio a tutto campo, la palla forse è troppo larga di Pezzolla per Baldassarri e poi la porta è vuota. Nayara si mette davanti e salva in qualche modo, torna in porta Proietti. Momenti caotici a dir poco del match, 100 secondi alla fine di questa partita che vede l'Atletico Foligno sotto di un gol. Adesso la palla resta lì, Proietti serve Narcisi a tutta velocità, Narcisi serve Pezzolla, Murata, ancora Pezzolla e Pepe, e poi c'è l'anticipo da parte di Colucci su Nayara resta a terra. Qui c'è stato un contrasto durissimo tra Nayara dos Santos e Carola Colucci, ha avuto la peggio Nayara dos Santos, mentre un attimo fa Pezzolla è stata murata per 2 volte.
da Pepe. E adesso c'è il fallo di Colucci, quello che è il quinto fallo commesso dalla compagine ospite. Un minuto e 15 secondi al termine dell'incontro. Un incontro che si è riacceso in questa seconda metà della ripresa. Mentre non se la gioca Battistone con il portiere di movimento, Narcisi a cercare Zelli, Zelli raddoppiata da Vanessa. Calcia il sinistro Baldassarri, palla al lato. (1:09) sulla palla Iochisalo, la lascia a Vanessa, lo stop di Pasquale, arriva Iochisalo al rimorchio e poi c'è Narcisi. Possesso Lazio, la palla arriva a Pasquale, arriva al rimorchio, Barca, Proietti sul suo palo, non si fa sorprendere il portiere dell'Atletico Foligno e concede calcio d'angolo quando mancano 56 secondi alla fine di questo incontro. Sulla palla, la palla arriva ancora a Barca, Barca la devia, poi Narcisi inciampa per un attimo, Baldassarri, Zelli, Baldassarri si appoggia su Proietti e poi Proietti avanza e poi calcia in porta Proietti, l'anticipo da parte di Barca. Barca anticipa ancora, c'è Proietti però. Pezzolla lancia lungo per Narcisi, Narcisi anticipata, non riesce ad arrivarci Iochisalo, 27 secondi. Zelli, Baldassarri, Zelli, Zelli il cucchiaino, chiama la palla Pepe, è sua e poi lancia lungo Pepe per Pasquale, controllo problematico di Pasquale che però dopo la tiene in campo e poi sarà fallo di fondo. Sfortunato il rimpallo per Pasquale, ma mancano solo 10 secondi e Proietti la lancia lunga con le mani, la palla arriva in area, il colpo di testa, 3 secondi alla fine e finisce qui l'incontro. Lo vince la Lazio 3-2 soffrendo le pene dell'inferno dopo essere stati in vantaggio per 3-0. La squadra di Chilelli la porta a casa. Il carattere dell'Atletico Foligno non è bastato per recuperare e adesso ci sarà la pausa per l'Atletico Foligno che riposa e quindi ci rivedremo per le prossime telecronache.